friends. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. The Trojans waited at the gate for weeks. 5, 4, 3, 2, 1. In a wooden horse to the street of this league. 5, 4, 3, 2, 1. Who let him in? Who wasn't the Greeks? 5, 4, 3, 2, 1. It was the Manfreds. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. It was the Manfreds. 5, 4, 3, 2, 1. Va ora in onda Attenti a quei due. Sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You see that I can carry the burden of pain, 'cause it ain't the first time that a man goes insane when I spread my wings to a reason for life that I'll love. I'll never be nobody's wife. I'm sorry for the time that I didn't come home, left you lying in the bed alone, flying high in the sky when you needed my shoulder. You're like a stone hanging around my neck, say, but it looks me for a break my back, say, I gotta say what I feel for I grow older. I'm sorry, but I ain't gonna change my ways, because I try but I'm still the same. I got to do it my way. Yeah, it's too bad, but hey, that's me. What goes around comes around. You see that I can carry bad enough pain, 'cause it ain't the first time now that a man goes insane when I spread my wings to embrace it for life that I would love. I'll never be nobody's wife. Yeah. It's too bad, but hey, that's me. What goes around comes around, and you'll see that I can carry bad enough pain, 'cause that ain't the first time. Oh no, that a man goes insane, 'cause when I spread my wings to embrace it for life, that all this love, I'll never be nobody's wife. Yeah. I'll never be, never be, never gonna be, never gonna be, never gonna be nobody's. Buongiorno e bentrovati a un'altra puntata di Attenti a quei due. La voce che sentite al martedì pomeriggio è sempre la stessa ed è quella di Alessandro Branduardi alla Chiarella. E al mio fianco chi c'è? Ci sono sempre io, Andrea Villa d'Adesio. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ma soprattutto buona Padagna. Buona Padagna, caro Villa. A tutti. Buona giornata ai nostri ascoltatori. Buona giornata, che bello. Oggi c'è il sole, fa caldo. Quando c'è Attenti a quei due c'è sempre il sole. Siamo qua in maniche corti finalmente. Porca perché vacca. al 12 di maggio possiamo cominciare a dire che arriva la bella stagione. Sì. Oh. E i Era primi ora. caldi cominciano a farsi sentire. A noi ci piacciono i primi caldi,
E proprio perché ci sono i premi caldi, parliamo oggi di un argomento molto caldo. Stiamo sul pezzo. Vi ricordiamo, settimana scorsa abbiamo parlato durante la nostra trasmissione di Attenti a quei due, Brando e Villa, Green Block, questo era il titolo simpatico della trasmissione. Abbiamo fatto un momentino un escorso su quello che era successo a Milano nelle manifestazioni dei compagni. Ecco, guarda, sapendo il tema di oggi non voglio pensare quale possa essere il titolo della trasmissione. No, abbiamo fatto un titolo serio, soft, soprattutto serio, perché è serio l'argomento di cui oggi parliamo, che è il referendum sull'abrogazione della legge Merlin. Io già mi immaginavo un Ville Branduardi in giro per viali sbarcati chissà dove. No. Oggi ci corre l'onere e l'onore di essere seri in questa oretta, e quindi di parlare di questo importante tema. E quindi, caro ascoltatore, come già saprai, ha preso il via presso tutti i comuni della penisola la raccolta firme a sostegno del referendum per l'abrogazione della legge Merlin. Il quesito chiede di abrogare la legge Merlin del 1958, che è la causa, fra l'altro, della prostituzione di strada. Regolando e controllando la prostituzione si potrà tutelare la salute pubblica e combattere il degrado, ma anche tassare tale attività, come già avviene in Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Austria e Svizzera. Quindi non ci stiamo inventando proprio un bel niente. Assolutamente no. Gli introiti fiscali, che da alcuni studi sarebbero stimati attorno ai 4 miliardi di euro, 4 miliardi, non 4 milioni, all'anno, consentirebbero la riduzione o l'eliminazione di alcune tasse che gravano sui cittadini. Abrogare la legge Merlin vuol dire anche contrastare la criminalità organizzata, la tratta e lo sfruttamento della prostituzione e portare ordine e sicurezza nelle nostre città. Dice il nostro segretario federale Matteo Salvini: ti chiedo di supportare questa importante iniziativa sul territorio di tua competenza con ogni mezzo a tua disposizione. Ti chiedo quindi di pubblicizzare al massimo questa raccolta firme, innanzitutto garantendo la tua collaborazione in occasione dei gazebo organizzati sulla tua sezione, ma anche con il passaparola e la condivisione sui social network. È importante che tu ti rechi il prima possibile a firmare presso il tuo comune di residenza o presso il gazebo della tua sezione cittadina, e che inviti i tuoi amici e conoscenti a fare lo stesso. Chiaramente le informazioni relative a questo era il messaggio appunto del nostro segretario Matteo Salvini. Tutte le informazioni relative a questa raccolta firme le potrai trovare consultando il sito internet www.vieniafirmare.org oppure telefonando al numero 0266 234 234. Caro Villa, questa mattina io sono stato al centralino, anche tu sei stato al centralino, tante telefonate di gente che chiede informazioni e che vuole sapere cosa deve fare per poter firmare, dove andare a farlo e come. E quindi io direi a questo punto telefonate aperte a manetta allo 0266203529. E via con le telefonate. Si può anche scrivere. Il nostro regista Vincent De Maio, al di là del vetro, attende intrepido le vostre telefonate perché ha voglia di essere alla corrente, di dire pronto. Ricordiamo come sempre che le persone più timide o più tirchi, anziché telefonare, possono mandarci un messaggino al numero 346 642 7756. Ricordiamo anche che il centralone che risponde al numero che risponde al numero 0266 234 234 è in funzione, è attivo tutti i giorni in orari d'ufficio. Ci siamo noi militanti a rispondere e quindi insomma non siate timidi, chiamate. Non siate assolutamente timidi, e chiaramente proprio per niente. E telefonate per sapere tutto quello che bisogna sapere per il referendum. Le chiamate arrivano numerosissime tutti i giorni. Devo dire la verità, ricordiamo anche a tutti gli ascoltatori che è possibile firmare nel proprio comune di residenza. La Lega ha inviato i moduli referendari a tutti i comuni in Padania e in Italia. I comuni sono tenuti per legge a tenere a disposizione dei cittadini i moduli referendari, qualunque, indipendentemente da chi li organizza,
E poi c'è un grandissimo appuntamento che è quello del prossimo weekend, sabato e domenica, che vedrà i militanti della Lega Nord e del Movimento Noi con Salvini impegnati nelle piazze con i gazebo che serviranno appunto per raccogliere le firme di chi come noi ha voglia di abrogare la legge Merlin. Ma adesso mi fermo un attimo io di parlare perché ho rotto le scatole e sì, le ho rotte perché la gente chiama, quindi se la gente chiama è perché vuole parlare lei e noi lasciamo lo spazio. Avanti. Sentiamo chi c'è per primo. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, come sta? Allora, prima cosa, sta bene signora? Il telefono costa che? Non sento. Signora, tutto bene? Secondo, aspetti, mi faccio finire, il telefono da Torino. Bene. La legge Merlin, allora, non mi staccate, Sì. No. Non potrà. Io parlo col vostro, Sì. Non si può togliere. Prima cosa, non servono niente i referendum. Sotto c'è un mucchio di soldi che girano, o un mucchio di gente che ci mangia. Secondo, togliete per la strada, affitteranno gli alloggi e ci saranno le madame e chiunque che le fa prostituire lo stesso. Terzo, c'è un mucchio di giornali come a Torino che mettono le inserzioni, signora, bella, presenza, tutto quanto, e fanno le prostitute negli alloggi in casa e hanno ragazzine di 16-17 anni. E voi volete toglierle per la strada? Salvini, non si toglie, c'è troppa gente che ci mangia. Fuori ci saranno gli alloggi che verranno a costare l'ira di Dio per mettere dentro. Signora, la dobbiamo salutare per non far attendere chi c'è in linea, perché abbiamo tante chiamate e se lasciamo spazio a tutti per fare il comizio non ce la facciamo. Allora, noi pensiamo di essere bravi, è chiaro? No, scusa, È chiaro. Noi non è che noi pensiamo di essere bravi, noi siamo bravi. Dai, bravo, basta fare gli umili, noi siamo bravi. Noi non pensiamo di cancellare la prostituzione dalla faccia della terra, pensiamo di toglierla dalla strada. Ecco, questo è importantissimo per una questione di sicurezza, sia da un punto di vista proprio strettamente legato alla sicurezza, quella viabilistica piuttosto che della malavita, e anche da una sicurezza soprattutto sanitaria. Avanti la prossima telefonata. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno, Alberto da Brescia. Ciao, buongiorno Alberto. Bravi ragazzi. Grazie. Niente, io avevo appena acceso la radio, il regista mi ha passato e ho capito che si sta parlando della legge Merlin. Yes. E ho sentito la signora. Ma d'altronde, anche se dovessero aprire le case chiuse, quelle che vogliono farlo negli appartamenti lo possono fare comunque. Certo. Giusto per dire alla signora che non è che c'è sto gran giro di soldi, non cambierebbe molto il gran giro di soldi, l'importante è riuscire a togliere almeno l'80% di quelle che ci sono in mezzo alla strada. Comunque, a prescindere da questo, io volevo dire un'altra cosa velocissimamente. Vai. Cioè, quando visto che si stracciano tutte le vesti per Casa Pound che ha presentato a Roma Salvini, a me non sembra che ci sia stata la stessa identica cosa quando Berlusconi aveva sdoganato Fini, che anche Fini andava in giro con il braccio destro alto. Cioè, quindi che la smettano di rompere un pochino le palle questi pseudo comunisti estranei qua, basta adesso questa storia del fascismo, non c'è più il fascismo. È vero. Saluto. Grazie Alberto, ciao. È vero, io sono convinto anch'io che oramai sì, allora io vedo pericolosi fascismi dalla parte di chi tutti i giorni cerca di andare a bloccare i comizi e gli incontri che tiene Matteo Salvini. Ecco, io li chiamerei pericolosi comunisti. Quello vuol dire essere fascisti, quello vuol dire minare la libertà di espressione ed opinione di una persona che rappresenta milioni di altre persone. Ecco. E questo lo si è visto anche dalle elezioni regionali antidemocratici, e il successo comunque di Matteo Salvini lo si è visto anche dai risultati elettorali che sono usciti dalle urne di domenica scorsa a Trento, a Bolzano e ad Aosta, che hanno premiato la Lega Nord, hanno premiato Matteo Salvini, e abbiamo raggiunto dei risultati storici in queste tre città, i massimi in assoluto. Che mi viene da dire, probabilmente perché Matteo dice cose di buon senso. Assolutamente ecco. sì. Pronto? 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 Sì. Ciao, sono Pino, chiamo da Latina. Ciao Pino, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto un plauso a voi due perché ci date informazioni sul referendum, ok? Sulla raccolta firme. Bene.
perché devo dire che io sono di quelli che raccoglie nel gazebo 16 e 17. Benissimo, quindi un rappresentante di Noi con Salvini, giusto? Sì, a Latina. Oh, ecco, bene. Allora raccontaci cosa farete voi nel weekend. Allora, noi nel weekend ci dedicheremo a stare nella famosa Piazza del Popolo di Latina e raccoglieremo tante firme. Bene. Dunque, a proposito della richiesta di abrogazione di questa legge Merlin, sì, devo dire, ho sentito prima qualcuno parlava di case chiuse o meno, ma al di là di questo, l'aspetto oggi importante è anche l'aspetto sanitario, ragazzi, non dimentichiamolo, perché grazie purtroppo a tutto quello che accade, a tutto quello che sta arrivando in Italia, si è tornato indietro di tanti anni con le malattie venere. Ecco, questo è molto importante, direi. Perché qui... Quindi vi consiglio, ci sta un bellissimo articolo fatto tra l'altro dalla nostra militante, sì, che parla anche proprio di questo, ne parla in modo tecnico e scientifico con competenza. Vi do il link così magari lo leggete. Bene. E il titolo è Sanificare le lucciole, prima di tutto. Comunque risale a circa un mese fa, un mese e mezzo fa. Perfetto. Comunque danieladomanico.it. Ottimo. Ok. Ecco, allora nel corso della trasmissione magari leggeremo qualche passaggio di questo interessante, che ho avuto già l'occasione io di leggere, di questo interessante come si dice, scritto di questa dottoressa, che sicuramente tocca direi un aspetto che non è banale come non so, può essere magari il democristiano di turno che dice no, ma è una cosa indegna, eccetera eccetera. Qui parliamo di sanità, parliamo di sicurezza sanitaria all'interno dei nuclei familiari, all'interno delle comunità, all'interno dei posti di lavoro e perché no dei circoli, dei centri ricreativi, ecco. Ricordiamoci che purtroppo, ahimè, un portatore sano di una malattia venerea rovina generazioni successive, e noi tutto questo l'avevamo debellato, siamo tornati indietro di 60 anni, attenzione. Perfetto, ti ringrazio Pino, sei stato gentilissimo. Sì, comunque, un plauso anche al centralone di Milano che risponde ed è sempre pronto alle domande per chi deve fare il gazebo. Okay? Oh, bene, grazie Pino. Un'ultima informazione ti diamo: questo weekend, sia sabato che domenica, qui a Radio Padania ci sarà un continuo, una ruota libera. Ci sarà una maratona, un filo diretto speciale con i collegamenti in diretta dai gazebo sparsi sul territorio, per cui noi invitiamo noi quindi tutti i responsabili, tutti i militanti a chiamarci direttamente dai gazebo per avere il polso della situazione in tempo reale e raccontare a tutti i nostri ascoltatori come va la gazebata. Ecco, potete ascoltarci in diretta dai vostri gazebi, ascoltarvi quando fate le vostre chiamate con la radio semplicemente, oppure se avete difficoltà magari perché in centro Italia o in sud Italia si fa fatica a prendere la frequenza radio, basta scaricare l'app su un Play Store qualunque e l'app è chiaramente Radio Padania Libera e gratuita. Ormai Radio Padania dal centro Italia fino a Lampedusa si ascolta in streaming. Grandissimo. Bene, molto bene. Grazie Pino, un abbraccione, in bocca al lupo a tutti i militanti. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Io sono curioso di aspettare le telefonate che arriveranno in diretta dai gazebo dei nostri militanti per sapere quale sarà il militante più tamarro che parcheggerà la macchina di fianco al gazebo con la portiera aperta, sintonizzata su Radio Padania Libera a tutto volume per far ascoltare a tutti i passanti della piazza. Pronto? Sì, ciao Alessandro, vero Alessandro, no? Sì, ciao. Ecco, io, Antonello dal Veneto, Treviso. Oh, carissimo, il paese della mia nonna, buongiorno e ben trovato. Come va? Devo mangiarti il naso io a te. Aia. Sì, che parlavi dell'abolizione della legge Merlin. Sì. Ecco, allora, specifichiamo chiaramente, chi si deve vergognare non è il cittadino che assolutamente ha il diritto di andare in comune e richiedere il modulo per firmare, ma deve essere casomai l'impiegato a vergognarsi di questo, perché vedi, i cittadini, come nel caso del Veneto, nella tratta Venezia, per esempio Treviso, devono sopportare le signorine che vanno sotto casa loro a fare i loro comodi, la sporcizia, i preservativi,
le serviette, gli abbandoni dei rifiuti, la confusione mentre le persone dormono e la mattina si devono alzare per lavorare. Per cui non deve essere il cittadino a vergognarsi di andare a chiedere il modello per firmare la chiusura l'abolizione della legge Merlin, ma deve essere casomai l'impiegato. Ma non sia mai che ci si deve vergognare, anzi bisogna essere orgogliosi, perché questo è un atto di civiltà. È un atto di civiltà. E a proposito, diciamo, senza scendere nei termini volgari come quelli delle prostitute, che tutti i padani, soprattutto i veneti, devono cominciare a tirar fuori le controsinapsi. Hai capito? Questo è un termine che bisogna usare. Le controsinapsi e far capire alla gente che è legittimo e civile chiedere l'abolizione della legge Merlin. Grazie. Grazie, un abbraccione a tutto Treviso. Ciao, altra telefonata abbiamo in linea? No, non ce l'abbiamo perché adesso è arrivato un momento clou. Sì, caro mio. Un momento di quelli che i nostri ascoltatori aspettano con ansia tutte le settimane e che adesso lo lanciamo. Perché Attenti a quei due, il martedì per 3 minuti si trasforma in Attenti a quei 3 con il nostro collega giornalista televisivo di Prima Rete Lombardia e Opinion Leader Vladimiro Poggi. Buongiorno Vladimiro. Buongiorno Branduardi, buongiorno Villa. Buongiorno. E allora carissimo, dopo la bocciatura parliamo sempre di riforme, parliamo sempre di referendum. Dopo la bocciatura della riforma Fornero e i 10 miliardi di arretrati da pagare, Bruxelles intima all'Italia di rispettare comunque gli obiettivi di bilancio. E con quali soldi? Il governo assicura che entro venerdì saranno comunicate le modalità, ma una cosa è certa, la legge Fornero è incostituzionale. Ma sentiamo l'analisi di Vladimiro Poggi. Esatto, e non ci voleva un genio, ma... Cari miei ragazzi, il nostro apparato statale, tu puoi raccogliere tutte le firme del mondo, magari le firme anche del Papa e del Conclave, ma quando si mettono in testa di essere dalla parte del giusto, soltanto la Corte Costituzionale, come ha fatto adesso, può far rinsavire anche per pochi minuti coloro che ci governano. E infatti come trovare i soldi? Quali fasce di pensionati ora è necessario rimborsare subito e come procedere a queste terribili indicizzazioni che sono state bellamente ignorate da Mario Monti e dalla sua fida ministra Fornero. Insomma, la cancellazione da parte della Corte Costituzionale del blocco degli adeguamenti automatici all'inflazione delle pensioni superiori ai 1.500 euro lordi previsto dalla legge Fornero ha creato al governo una grana non da poco. Vi devo comunicare che pochi minuti fa il Premier Renzi, intervenendo ad un dibattito di Repubblica.it, ha dichiarato che sì, insomma, loro faranno come la Corte Costituzionale ha detto, e l'ha detto anche un po' con una punta di insofferenza, quella punta tipica di chi governa ma non ama sottostare a nessun tipo di indicazione, disposizione o addirittura sottostare alla Costituzione, ma su quello ne abbiamo più volte detto di che pasta è fatto Matteo Renzi. Lui ha detto, ma insomma va bene, faremo come ha detto la Corte Costituzionale, ma nessuno ci ha detto che dobbiamo fare tutto subito e dare tutti i soldi. Capite? Se per caso, per disgrazia, uno di noi sfigati non paga un bollo, non paga un tributo, non paga una multa, Equitalia gli rende la vita praticamente un inferno, con cartelle, minacce di pignoramento, ufficiali giudiziari e chi più ne ha più ne metta. Mentre il governo, che ricordo che non ha ancora pagato minimamente le imprese che da 5, 6, 7 anni aspettano di avere i loro soldi perché hanno lavorato per l'ente pubblico e l'ente pubblico non l'ha mai pagate questa gente, per di più adesso sulle indicizzazioni delle pensioni si permette pure il lusso di dire, insomma, pagheremo quando potremo e vedremo con quali modalità. Fatto sta che alcuni sostengono che lo Stato debba rimborsare tutti gli aventi diritto senza distinzioni, provvedendo invece a progressive indicizzazioni. Altri invece ritengono che, considerata l'instabilità dei conti pubblici, si dovrebbero favorire i titolari di pensioni meno alte, per esempio sotto i 3.000 euro lordi. Ma c'è anche chi dice che il governo deve trovare il modo di aggirare la sentenza, perché la questione dei diritti acquisiti è irrilevante. Pensate, siamo arrivati a un punto in questo bel paese in cui i diritti acquisiti sono irrilevanti.
Va bene, vorrei vedere se i diritti acquisiti di cui stiamo parlando fossero quello dei parlamentari, degli ex deputati, ex senatori, ex consiglieri di Stato, ex magistrati che invece hanno acquisito dei diritti e che col cacchio glieli puoi negare, perché sono poi loro che dirigono come poteri forti gli attuali responsabili. Comunque, ancora una volta dobbiamo fare un plauso a coloro che hanno fatto di tutto, e mi riferisco in questo caso al vostro segretario federale Matteo Salvini, che ha criticato fortemente la legge previdenziale che aumentò l'età pensionabile e introdusse penalizzazioni pesanti sulla pensione anticipata, attaccando duramente anche sul piano politico l'ex ministro del lavoro Fornero, che predispose quella legge annunciando le nuove misure addirittura in lacrime, no? Ve lo ricordate, la famosa conferenza stampa a Palazzo Chigi. Bene, cara signora Fornero, caro Mario Monti e, visto che ci siamo, caro Matteo Renzi, visto che ti permetti la faccia tosta di dire che non è necessario restituire tutto e subito. Ancora una volta esiste una giustizia, se non altro una Corte Costituzionale, che ha fatto in modo di potervi mettere di fronte alla verità. Una cosa è certa, che noi stiamo navigando ormai in un paese che ha fatto dell'incostituzionalità la sua orgogliosa e fiera bandiera, alla faccia di coloro che, e lo sapete che non sono un appartenente al movimento, però ricordo negli anni scorsi che ogni volta che si metteva in dubbio l'inno nazionale o il tricolore c'erano persone che si stracciavano le vesti e dicevano questi leghisti andrebbero tutti denunciati e portati davanti a un tribunale per vilipendio alla Repubblica. Beh, cari signori, il vero vilipendio alla fine è stato attuato da coloro che con il tricolore in mano se ne sono sbattuti altamente le palle di diritti acquisiti, di povera gente, di pensionati, e li hanno fatto piangere, in quel caso erano lacrime vere, lacrime di persone allo sbando senza più neanche la tutela di una Repubblica che esiste sulla carta, ma che quando è il momento di riconoscere i propri errori e di pagare il maltorto scompare in una nuvola di arroganza. Vi ricordate la prima lezione di guida? E il primo weekend con gli amici? E la prima revisione? E la prima volta che vi ha lasciato a piedi? Sveglia! È un rottame! Rottamatelo! Attenzione! Maggio è l'ultimo mese per rottamare. Su tutta la gamma Lancia e Fiat hai 2.000 euro di incentivo. E in più, con formula super rottamazione, Y è tua a 8.500 euro con 5 porte e clima. Offerta valida fino al 31 maggio, salvo approvazione FCA Bank. TAN 595 TAG 906. Info su lancia.it. Anche sabato e domenica. Rottamate, gente! Rottamate! Leggi qui, Golf con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Pack da 16.900 euro. E solo a maggio il navigatore touch è in omaggio. Info su Volkswagen.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Se avete tanta voglia di dormir bene, venite alla Mondoflex. Tanti nuovi prodotti di altissima qualità a prezzi decisamente contenuti. Vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Sei una casalinga e hai bisogno di guadagnare con un lavoro semplice e senza investimento? Hai bisogno di un'ulteriore entrata? Azienda italiana giovane in forte espansione ricerca collaboratori su tutto il territorio nazionale. Non si richiede esperienza né investimento. Hai 2 ore al giorno per incrementare le tue entrate? Vuoi far parte di un team giovane e dinamico? Telefona al numero 800 84 2322. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Una gustosa abitudine.
Seguire in tournée Radio Padania nei più selezionati ristoranti territoriali per riassaggiare i piatti della nostra tradizione, pranzando a fianco di grandi giornalisti come Giulio Cainarca, esuberanti mattatori come Marco Pinti, storici conduttori come Leo Siegel e politici di primissimo piano come Matteo Salvini e Alessandro Morelli. A chiamarvi a raccolta è Sammy Varin, la Ruffa Popolo. Abbiamo urgentemente bisogno di te. Per aiutare Radio Padania, prenota subito l'evento più vicino chiamando 339 6395 685. Prossime date: 15 maggio Cittadella Padova, 16 maggio Luzzara Reggio Emilia, 23 maggio Vigevano Pavia e San Damiano d'Asti, 24 maggio Olgiate Comasco Como, 30 maggio Castions di Strada Udine, 1 giugno Martinengo Bergamo, 6 giugno Torino e Cuneo, 21 giugno Pontida. Per informazioni e prenotazioni sulla tournée di Radio Padania chiama 339 6395 685. Sitting here eating my heart out, waiting for some lover to come. Talked about 1,000 numbers lately, almost hang the phone off the wall. Looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Gotta have some hot stuff, gotta have some love tonight. I need hot stuff. I want some hot stuff. I need hot Looking for a lover who needs another. Don't want another night on my own. Wanna share my love with a warm-blooded lover. Wanna bring a wild man back home. Gotta have some hot love, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Gotta have some loving. E rieccoci qua, il sound di Attenti a quei due ci riporta indietro con gli anni di una trentina di anni E fa, anche più. abbondante, una trentina molto abbondante. Era la voce della mitica Donna Mamma Summer. mia, che sound, la mia musica preferita. E quale canzone più azzeccata se non questa, mentre parliamo di referendum per l'abrogazione della legge Merlin. Ragazzi, l'ultima mezz'ora. Noi non ne sbagliamo una anzi, qui. purtroppo meno Attenti a di quei due. mezz'ora per Attenti a quei due. Io sono Andrea Villa, Io ma non Alessandro sono da solo. Branduardi. E andiamo avanti con la nostra trasmissione, con questo bellissimo sottofondo musicale che ci riporta in mente attimi, momenti dei tempi sì. che furono, ma Quando si molto stava molto bene. molto e lì E sì qua che torniamo si stava sempre. bene, Quando si stava meglio, quando si stava peggio. Ma già. Ma adesso andiamo avanti, perché dopo la rubrica di Vladimiro Poggi che abbiamo ascoltato prima dello stacco pubblicitario, adesso è il momento di un'altra rubrica, la rubrica per eccellenza di Attenti a quei due, la rubrica che identifica la nostra trasmissione, che è l'angolo cultura e curiosità. Cosa accadde in quel 12 maggio? Nuovo jingle oggi. Che bello. Era il 1328 e l'antipapa Niccolò V viene consacrato nella Basilica di San Pietro a Roma dal vescovo di Venezia. 1780.
Durante la guerra di indipendenza americana, Charleston viene catturata dalle forze britanniche. 1797, il maggior consiglio di Venezia abdica e la città viene consegnata a Napoleone Bonaparte. Così anche l'ultimo doge, Ludovico Marin, è costretto ad abdicare. L'ultimo doge. Ci spostiamo, andiamo nel 1820 perché nasce a Firenze Florence Nightingale, infermiera epidemiologa britannica, fondatrice dell'infermieristica moderna o nursing, dipende da come vi piace di più chiamarla. E quindi, udite. Cambiamo musica. Udite, perché ostici. Nel 1832 al Teatro della Canobbia di Milano va in scena la prima rappresentazione dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. (1917) c'è la prima all'Opera Reale di Budapest del balletto Il Principe di Legno di Béla Bartók. E mentre invece nel 1948, come oggi, Luigi Einaudi presenta il giuramento come secondo presidente della Repubblica Italiana. Babbabia. Mentre siamo in diretta vedo il mio cellulare che suona, compare il nome di Andrea Ancona, altra voce storica di Radio Padania Libera, che salutiamo simpaticamente. Mentre invece andiamo avanti, arriviamo al 1949, pian piano ci avviciniamo ai giorni nostri, ed oggi l'Unione Sovietica annulla il blocco di Berlino. Era il 1967 e alla Queen Elizabeth Hall in Inghilterra i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico. La grande musica di Now there's a look in your eyes, like black holes in the sky. Shine on, you crazy diamond. 1974. Torniamo in Italia. Giornata di referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio. Vincono i no con il 59,3% di consensi e un'affluenza che sfiora l'88%. La legge Fortuna Baslini resta in vigore. E invece nel 1977 a Roma, durante la manifestazione organizzata dai radicali per l'anniversario del referendum sul divorzio, scoppiano tafferugli con le forze dell'ordine. Durante una carica viene colpita mortalmente Giorgiana Masi, 19 anni. L'allora ministro degli interni, Francesco Cossiga, negherà che gli agenti abbiano usato le armi. Ma foto sulla stampa mostrano agenti in borghese che sparano ad altezza uomo. Andiamo nel 1994, quando Russ Hamilton è il nuovo campione del mondo di poker, avendo vinto l'evento principale delle World Series of Poker. La vittoria, ascoltate, la vittoria gli varrà $1 milione, oltre ad una quantità di argento pari al suo peso. E questa è una delle occasioni in cui ti fa bene pesare tanto ed essere un prendere ciccione. Qualche chilo. Sì. Va a fan bagno alla prova costume. Ma faccio apposta a mettere su 30 kg se sa di vincere un premio così. Andiamo nel 2000. Mamma mia, oh.
La Tate Modern Gallery apre a Londra. Bella la Tate. Sì? Bella, ci sono stato 2 volte, bellissima. Nel 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba per una visita di 5 giorni a Fidel Castro, divenendo così il primo presidente degli Stati Uniti d'America, in servizio in meno, a noi non ci interessa, a visitare l'isola dalla rivoluzione castrista del 1959. Ultima notizia di oggi, 2008, un terribile terremoto di grado 7,8 della scala Richter devasta la Cina. Oggi è il 120° giorno dell'anno e ne mancano alla sua fine 240. Cifre tonde oggi. Nel calendario gregoriano oggi si festeggiano Santa Tosca e anche San Gottardo, protettore delle partorienti. Io pensavo che fosse quello della galleria. Anche quello. Ah. Mentre invece il proverbio del giorno è var più sé un andà che cent'andem. Bello, bello, bello. E anche oggi termina qui la nostra rubrica. Sì, no, perché a me comunque San Gottardo mi viene in mente il tunnel che passa sotto la montagna dove ci passo con la macchina. Hanno dedicato al patrono. Io pensavo che fosse il patrono degli autisti o delle gallerie no, delle o dei minatori. Pensa un po'. No, non facciamo questa battuta perché non è il caso. No. E allora, cari amici, nuovamente telefoni aperti, linee aperte allo 0266203529 per parlare qui, in diretta, con Attenti a quei due, ancora di abrogazione della legge Merlin. Vediamo se c'è qualche, caro Villa, qualche sms ma che ci è arrivato. La butto lì senza saperlo, ma secondo me qualche sms c'è. Secondo me c'è qualche sms. Ma leggiamone uno. Leggiamo questo qua. Sì. Non è possibile fare un bel referendum per abolire la Corte Costituzionale? Costosissima e inutile carrozzone da sempre al servizio del regime contro la democrazia. Ciao Frank, ti salutiamo. Grazie. E ti ringraziamo per averci mandato questo messaggino, ma adesso che abbiamo riaperto le linee, vogliamo ascoltare chi c'è in linea con noi. Pronto? Pronto, buona Padania. Grazie, aspetta perché io questa voce la conosco. Sono Biffi di Bellusco. Grande Biffi, ciao. Biffi Luigi, grandissimo militante leghista, colonna della Lega in Brianza. Sì, vabbè, adesso non è vero, comunque, è vero perché no, Luigi, diciamolo, anche sabato al presidio fuori dalla prefettura di Monza tu sei stato l'unico che si è presentato col suo bel megafono, e quando non ha funzionato il megafono ufficiale della Lega abbiamo usato il tuo per grande tu che ce l'avevi. Vabbè, intanto devo ringraziarvi perché l'argomento di oggi mi ha fatto tornare indietro quando avevo 20 anni. Che allora le case erano aperte. Il casotto. Ecco. Sì, forse era una cosa un po' triste quando entravi, no? Vedere tutto sto passaggio così, quegli occhi stralunati che guardavano le donne. Però, visto che in questo momento è un momento di sputtanamento generale della politica e di tanti politici, e quelli ci costano tanti soldi, riapriamo le case, così almeno ci guadagniamo qualcosa. Perfetto, grazie per la tua testimonianza, avanti la prossima. Ciao Luigi, ciao pronto? Sì, ragazzi, buongiorno, Laura di Brescia. Buona Padania, Laura. Buona Padania a voi, Padania Libera soprattutto, speriamo, che forse non riuscirò a vederla. Volevo portarvi la mia testimonianza. Io vengo da un ambiente ospedaliero, ora in pensione, ma però ho lavorato parecchi anni, e chi come me lavora in ambiente ospedaliero potrebbe dire tanto su questo lavoro non tassato. Perché in pronto soccorso mi sono capitati dei casi, guardi, ve ne elenco 2 o 3. Uno infettato dalla sifilide, era 2 anni che aveva la sifilide e chissà quante ne ha infettato, però dichiarava che le sue donne erano tutte brave donne. Aveva una cosa spaventosa. Un altro marito che è infettato di AIDS
la moglie. Lui è stato più fortunato perché è morto presto di infarto, invece la moglie si è dovuta passare tutta la malattia, la sofferenza fino alla fine. E per questi casi di sifilide, poi ne potrei elencare tanti, sono i controlli che mancano. Esatto. Perché e poi un altro molto grave, un marito di una carissima persona conosciuta personalmente, che infettata dal marito della sifilide ha messo al mondo una ragazza che adesso è adulta non normale. Capperi. Ecco, perciò guardate, questo lo dico io per esperienza personale. Io ho detto tante volte, bisognerebbe, i ragazzi delle medie, soprattutto nell'adolescenza, bisognerebbe portarli a vedere, naturalmente non personalmente, ma con un po' di privacy, quei malati di AIDS, per vedere come sono conciati. Gli passano le voglie. Chiarissimo, grazie cara. Riflettiamo su ciò che il sesso occasionale può trasmettere, si scrive sul sito che ci suggeriva il nostro amico Pino da Latina prima, perché ormai lo dicono statistiche epidemiologiche accurate, dal papillomavirus alla gonorrea alla sifilide fino all'HIV, a cui quasi più nessuno pensa, e non si creda che il preservativo scongiuri queste infezioni, poiché già dai preliminari lo scambio di liquidi comporta il passaggio di infezioni. Già il semplice contatto può dar luogo ad escrescenze papillomatose tumorali a rapidissima crescita. Ma il dato ultimo più allarmante è il forte ritorno alla sifilide, che ricordava i tempi il D'Annunzio, per cui voglio dire è passato un po' di tempo e adesso sta ricordando, e le conseguenze mediche del caso. Ma non faccio perdere tempo a chi è in perché attesa. sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Poi andiamo avanti a leggere. Pronto? Sì, pronto, parlo da Milano, sono Graziella di Milano. Buongiorno Graziella, buona Padania. Padania libera. Padania libera. Io preferisco dire Padania libera perché spero sempre, anche se può anche darsi che non riuscirò a vederla. Vabbè, ma come siete pessimisti onestà, ecco, positivi oggi. Fare in porto un referendum, poi qui a Radio Padania ci hanno cambiato ma ho già compiuto gli 80 anni e per di più c'ho un sacco di malanni. Però volevo dire che nonostante questo, eppur essendo io credente e praticante, l'altra sera, domenica sera, ho sentito una tavola rotonda a Radio Maria che mi ha fatto venire veramente il volta stomaco, esterno qui, perché là non ho potuto telefonare perché non hanno aperto le linee, esterno qui la mia riprovazione per quella trasmissione veramente demenziale in cui hanno cercato di insinuare in tutta la gente che avrà sentito Radio Maria, perché ce n'è tantissima di gente che ascolta Radio Maria, che è un abominio riaprire le case chiuse. Hanno fatto sentire le testimonianze di 2 ragazze poverette che sono state portate a forza dalla Romania, quanto sono state torturate e maltrattate. A una gli hanno tagliato un orecchio, non so che cosa, ma queste cose succederebbero intanto se ci fossero riaperte le case chiuse. Io penso che forse succederebbero di meno se poi facessimo dei controlli anche alle frontiere e rimettessimo le frontiere alle nostre, insomma, alla nostra Italia, al nostro paese, lo chiamo Italia anche se per me insomma la mia patria è la Padania, forse succederebbero di meno, perché sarebbe più meno facile portare qui queste poverette, che io considero veramente delle poverette, ma penso che riaprendo le case chiuse ci sarebbe un controllo maggiore. Oltretutto il controllo ci sarebbe dal punto di vista medico. Esatto, grazie, perché troppi pazienti seguiti in vari dipartimenti di malattie infettive stentano a guarire delle infezioni. E soprattutto a livello riproduttivo femminile. E qui non si parla di lucciole, ma bensì di madri, fidanzate, donne inermi all'oscuro di tutto, perché gli uomini delle lucciole diffondono i frutti delle loro esperienze ed il circolo vizioso giunge sino a casa, in famiglia. Quindi ai tempi delle case chiuse
vi erano numerosi e calendarizzati controlli medici, profilassi e sostegno sanitario. Oggi purtroppo con le lucciole sulle strade, senza più controllo, senza più una gestione, in mano chiaramente al racket, secondo voi il racket della prostituzione è interessato alla vita di queste schiave, parliamo chiaro, diciamo quello che è, di queste schiave, ed è interessato che i clienti che vanno con queste ragazze stiano bene, non prendano le malattie? Ma non prendiamoci in giro, questi se ne fregano, le buttano in mezzo alla strada, sono sane, sono malate, non importa, non gli danno soldi, gli danno botte, le trattano come schiave, quelle non mancano mai. E poi pensiamo di essere tranquilli quando andiamo con una prostituta? Io lo so che c'è qualcuno all'ascolto che sicuramente è stato con una prostituta o ha l'abitudine di andare con una prostituta. Io in cuor mio non mi sento di giudicare la sua azione, però viva Dio, bisogna essere onesti e di fronte alla scienza, non di fronte alle parole mie o di Villa o di Matteo Salvini o della Lega Nord, di fronte alla scienza e alle statistiche epidemiologiche bisogna mettersi in testa che avanti così non si può andare, perché si rischia la diffusione, il diffondersi di un'epidemia. Vogliamo arrivare a questo punto? Non lo so. No. Non lo so. Assolutamente no. Di sicuro siamo arrivati quasi al momento. Finiamola di fare ben pensanti per benisti. Perché mancano pochi minuti. Leggiamo i messaggi e poi andiamo in chiusura. Mi sto scaldando via. Salutiamo Luciana da Udine che ci scrive: ricordate che non è una questione circoscritta ai leghisti, perché è inaccettabile che i bimbi, anime innocenti, siano costretti a subire spettacoli assolutamente schifosi anche alle 7:30 del mattino, qualunque sia l'indirizzo politico dei genitori. Grazie Luciana da Udine. Abbiamo anche Franco di Angera che ci scrive: mi potete per favore inviare il titolo e l'interprete della sigla della trasmissione del giovedì sera alle ali della libertà? Grazie. Poi lascia la sua mail. La trasmissione del giovedì sarà sulla strada della libertà, credo, esatto, con Roberto Maggi. Quindi ti invitiamo a chiamare giovedì sera e a scrivere giovedì sera. Scrivi giovedì sera. Bene. Che ti rispondono loro, perché io sinceramente non so che canzone è. Poi ciao da Lorenzo di Varese. Lorenzo da Varese che fa una proposta che noi giriamo automaticamente al direttore Alessandro Morelli, perché lui propone di invitare Berlusconi in radio e farlo parlare insieme a Matteo Salvini. A me Berlusconi non è che faccia impazzire al massimo di gioia, però credo che una cosa del genere sia sicuramente un motivo per far schizzare gli ascolti di Radio Padania Libera ancora più alle stelle di quelli che già sono. Perché no? È un'opzione, è un'ipotesi. Cari amici, come sentite, ma che bella canzone, la sigla di chiusura è partita. È la sigla di oggi. È il grande Alvaro Soler con il suo El Mismo Sol. Io non so come la pensate voi, ce l'avete già sentita questa canzone? A me piace il video. Alcuni l'hanno sentita e non gli piace, alcuni piacicchia. Io dico che questa è una canzone da ascoltare, riascoltare ancora, e vi accorgerete che secondo me e secondo Villa, e quindi secondo Attenti a quei due, El Mismo Sol sarà il tormentone dell'estate, ragazzi. Giusto. E quindi vedremo a settembre se avevamo ragione o no. Vedremo. Difficilmente sbagliate, Attenti a quei due. Potremmo lanciare un concorso, un sondaggio, ma ormai siamo stufi. Scriveteci su Facebook in posta privata. Dai. Chiedeteci l'amicizia su Facebook. Ecco, allora noi abbiamo veramente terminato per oggi. Mi raccomando, andate a firmare nei weekend nei gazebo oppure presso i vostri comuni. Se avete qualche dubbio, perplessità, volete maggiori informazioni, telefonate allo 0266 234 234. Fra qualche minuto salgo e rispondo io al centralino, anche l'Andrea Villa. Certo, il Brandus sarà al centralino ininterrottamente fino alla fine della campagna referendaria. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Senza mangiare, senza bere, senza andare al gabinetto. Altre informazioni su www.vieneafirmare.org. La trasmissione è terminata, dopo di noi le grane padane. Mamma che brutta trasmissione. Ma vogliamola, basta, dateci
Regalateci una mezz'ora in più a Salutiamo noi. dall'altra parte del video il nostro Vincent De Maio. Ciao, Un abbraccio Vincent. a tutti voi e la solita raccomandazione, come sempre state sempre attenti a quei due. Y bajo el mismo sol. Quiero que el mundo se, quiero que el mundo se una a mi amor. Quiero que el mundo se, quiero que el mundo se una a mi amor, se una a mi amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol, ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Avete ascoltato Attenti a quei due.